mattino, è lunedì 1 giugno, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Una buona mattinata anche da Marco Carli. Con Marco fra poco vedremo assieme, leggeremo assieme i fatti più importanti sui quotidiani stamattina in edicola, prima quelli regionali e poi quelli nazionali, ma intanto diamo subito conto a voi delle notizie, perché torniamo di nuovo ad occuparci di quanto avvenuto in provincia di Trapani, a San Vito Lo Capo, docenti accoltellati, lo spettro di una rete di minori sui social. Si cercano dei punti di contatto tra l'aggressione, come dicevo prima, avvenuta a San Vito Lo Capo e quella invece di un altro caso di Bergamo. Ci sono delle verifiche anche sui personal computer, sui cellulari dello studente siciliano. È stato aperto anche un fascicolo per istigazione. La Procura per i minori di Palermo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare se qualcuno abbia istigato il ragazzino di 12 anni che venerdì all'Istituto Lombardo Radice Fermi di San Vito Lo Capo ha tentato di accoltellare l'insegnante di tecnologia. Al vaglio degli inquirenti il profilo TikTok dello studente che proprio lì, nei giorni prima, aveva fatto intendere la volontà di compiere il gesto clamoroso. E dalla lettura di alcuni commenti emerge che diversi suoi follower sapevano cosa avesse in mente, tanto che alcuni gli hanno pure chiesto come avrebbe realizzato il video e il ragazzino descrive esattamente quanto accaduto, e cioè che avrebbe usato il cellulare attaccato a un caschetto. Il filmato sarebbe poi stato trasmesso in una diretta Telegram. Le tante similitudini con l'aggressione alla docente della provincia di Bergamo di marzo scorso ad opera di un tredicenne, tanto che i magistrati hanno deciso di indagare anche su eventuali collegamenti tra i due gesti, su una potenziale esistenza di una community con delle mission da compiere. A questo si aggiunge la versione di una ragazza straniera che al Messaggero ha sostenuto di aver incrociato negli stessi ambienti digitali frequentati dal tredicenne anche il ragazzino di San Vito Lo Capo. Dall'analisi dei dispositivi, PC e smartphone utilizzati dal dodicenne potranno arrivare elementi utili per fare luce sulla vicenda. Il giovane intanto è stato ascoltato in modalità protetta al Tribunale dei minorenni di Palermo. Per la procuratrice dei minori Claudia Caramanna la cosa più spaventosa è la freddezza, il distacco emotivo del dodicenne che avrebbe potuto fare una strage. E a quanto pare non sembrerebbe che il ragazzino abbia compreso la gravità dei fatti nella percezione distorta della realtà di un mondo virtuale parallelo che trasforma tutto come in un perenne gioco online senza assumersi le responsabilità della realtà vera. Questo è uno dei problemi probabilmente più grandi della nostra società proprio oggi, quello della realtà virtuale che vivono forse moltissimi adolescenti che non sono più legati a quello che invece è quello che succede quotidianamente attorno a tutti noi. E poi magari, Angelo, vediamo anche in questo caso l'emulazione di qualcuno che opera appunto nella realtà virtuale, che poi diventa insomma il confine fra la realtà virtuale e quella reale è chiaramente molto labile. Andiamo a vedere quello che leggiamo sul sito, sulla pagina della Sicilia, perché a parte le notizie che avete già sentito nel nostro pezzo, docente aggredito dall'11enne, ha aperto un fascicolo per istigazione, l'ombra di una rete con contatti col tredicenne che accoltellò la prof nel bergamasco, ecco quello che dicevamo legato appunto all'emulazione, verifiche su cellulare e PC, il minore sentito. Se andiamo a guardare nelle ultime righe dell'articolo, leggiamo proprio questo: i carabinieri hanno sequestrato tutti i dispositivi elettronici del ragazzino, che rappresenteranno la fonte principale di prove per l'inchiesta. È stata invece smentita la tesi che dietro l'aggressione ci fosse una challenge, quella pericolosa tendenza diffusasi sui social media che spinge i giovani a eseguire compiti pericolosi o violenti. L'11enne non è imputabile, i magistrati stanno valutando se trasferirlo in una comunità. Questo appunto in aggiunta a quello che già abbiamo sentito nel nostro servizio. Anche su Gazzetta del Sud se ne parla un po' su tutti i quotidiani, ovviamente soprattutto su quelli locali, e qua si parla appunto delle similitudini con quanto è successo a Bergamo, nel bergamasco. Queste similitudini che hanno spinto i magistrati a indagare su eventuali collegamenti fra i due gesti. Il minore ha colpito l'insegnante prima dell'inizio delle lezioni, riprendendo l'intera scena con un cellulare appeso appunto al collo e condividendola in diretta, come abbiamo sentito e come sappiamo da quel giorno, su un canale Telegram creato la sera precedente. Allora, fra non molto andremo a sentire il prossimo servizio, andremo a sentire e vedere anche il prossimo servizio, non appena dalla regia mi daranno
indicazione che tutto è a posto. E adesso proprio in tema di violenza spesso gratuita, immotivata, violenza che scaturisce anche probabilmente da motivi legati, in questo caso che stiamo andando a vedere a Marsala, a motivi razzisti, c'è stata un'aggressione brutale nei confronti di un giovane migrante che stava andando al lavoro in bici. È stato accerchiato dal branco, sono presentati con degli scooter, con il casco in testa, e poi lo hanno preso a bastonate proprio con dei bastoni di legno. Una bruttissima storia che vi raccontiamo in questo servizio. 5 aggressioni senza alcun apparente motivo e tutte ai danni di giovani migranti del Bangladesh che vivono e lavorano a Marsala. E quanto avvenuto sabato mattina. Potrebbe trattarsi di uno stesso gruppo di giovani italiani che agiscono in sella a 2 scooter protetti dal casco. Le aggressioni si sarebbero verificate in varie zone dell'entroterra di Marsala, dove insistono moltissime aziende agricole. Ad alcune delle vittime delle aggressioni hanno rubato o tentato di rubare lo scooter su cui viaggiavano. In un caso la vittima, invece che viaggiava in sella ad una bicicletta, è finita in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato bastonato e buttato a terra. Questo episodio si è verificato in contrada Santo Padre delle Perriere, lungo la strada provinciale 53. Dopo aver superato il santuario e i vivai Zichitelle, il ragazzo ha incrociato 4 giovani su 2 scooter provenienti dalla direzione opposta, che dopo aver fatto inversione di marcia l'hanno bloccato e senza un apparente motivo lo hanno colpito al volto con bastoni di legno, facendolo cadere sull'asfalto. Dopo la brutale aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato mentre il giovane sanguinante ha raggiunto l'azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso e accompagnato in ospedale. I medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, un dente rotto e una lesione al setto nasale. I carabinieri nella sola mattinata di sabato hanno ricevuto 5 querele da parte di altrettanti migranti. Una vicenda questa che riporta alla mente l'omicidio di Bakari Sako, un bracciante maliano di 35 anni aggredito e ucciso a coltellate il 9 maggio scorso a Taranto mentre si recava al lavoro. Poi alla fine ci sono sempre apparentemente dei collegamenti con altre storie. Prima abbiamo visto la storia del ragazzino di San Vito Lo Capo, che potrebbe essere collegata a Bergamo. Adesso, quanto è accaduto a Marsala, potrebbe avere un collegamento con un'altra storia, sempre avvenuta lontana, però a centinaia di chilometri. Diciamo prima, Angelo, questa emulazione in negativo è quello che poi andiamo a verificare spesso e volentieri nelle notizie che leggiamo, che si somigliano l'una con l'altra. Qui raccontiamo, l'abbiamo già fatto attraverso il servizio, di quello che è successo a questo povero ragazzo bastonato mentre va al lavoro in bici, l'ombra di un branco, ecco qui, che dà la caccia ai migranti. Il blitz è successo a Marsala, in 4 con gli scooter e volti coperti dai caschi. Questa di sabato mattina sarebbe, secondo le notizie fornite dalle forze dell'ordine, la 5ª aggressione dello stesso genere. E l'abbiamo sentito prima anche l'abbiamo nel servizio sentito appunto Spano, anche sì, nel servizio, sempre vittime giovani provenienti appunto dal Bangladesh. La neosindaca di Marsala, Andreana Patti, si è subito informata sulle condizioni del giovane e ieri sera avrebbe incontrato anche la dirigente del commissariato di polizia. A te, Angelo. Sì, grazie Marco. Adesso ancora cronaca, perché vi raccontiamo di un blitz antidroga che si è sviluppato e portato avanti dai carabinieri sull'asse Sicilia-Calabria, e le cosche reggine erano la base, sarebbero state la base di partenza di ingenti quantitativi di cocaina, eroina, hashish, che poi andavano a rifornire le piazze di spaccio in Sicilia, in modo particolare nel Calatino. 6 le persone che sono state arrestate, vediamo i particolari. 6 arresti, 19 indagati, 21 kg di marijuana più 4 kg tra hashish e cocaina sequestrati. È il bilancio di un'operazione antidroga effettuata dai carabinieri della compagnia di Palagonia e dei comandi provinciali di Catania e Reggio Calabria. Ancora una volta le cosche reggine si confermano base di partenza di ingenti carichi di stupefacenti che approvvigionano le piazze di spaccio dell'isola, nella fattispecie Palagonia, Ramacca, Scordia, Caltagirone e Gela. Tra gli arrestati figura anche Antonino Apa, 49 anni, calabrese,
imparentato con esponenti della cosca Pesce di Rosarno e ritenuto appartenente all'Andrina Bellocco, che avrebbe garantito la stabile fornitura di grossi quantitativi di cocaina. Le indagini, concentrate tra il 2023 e il 2024, hanno consentito di ricostruire la struttura dell'organizzazione, i ruoli dei singoli associati e le modalità di approvvigionamento, trasporto e distribuzione della droga che veniva venduta all'ingrosso a pusher e a gruppi criminali. Dall'inchiesta sono emerse anche estorsioni finalizzate al recupero dei crediti per droga non pagata, con minacce e violenze nei confronti degli acquirenti morosi. E diciamo che non è la prima volta che ci sono operazioni antidroga sull'asse Sicilia-Calabria. La testimonianza è che proprio c'è evidentemente un legame tra le diverse organizzazioni che poi portano diciamo, le sostanze stupefacenti sul territorio italiano, siciliano in questo caso. Il collegamento appunto che si sentiva anche nel servizio di Tonino De Mane, che viene ripreso sulla Sicilia di oggi. Siamo sulle pagine interne del tomo di Catania del quotidiano catanese. Stroncato traffico di droga dalla Calabria alla Sicilia, 6 arresti e 19 indagati. Si vedono anche delle immagini appunto che sono state estrapolate dai filmati delle telecamere piazzate dai carabinieri per documentare l'approvvigionamento della sostanza stupefacente proveniente dalla Calabria e varie immagini che raccontano, per esempio questa è la consegna della droga presso la base operativa degli indagati, oppure il pagamento di un acconto al broker per l'approvvigionamento della droga, e in quest'ultima immagine la consegna della droga alla base operativa degli indagati. Nel corso dell'intera attività investigativa i militari dell'Arma hanno tratto in arresto in flagranza 11 persone e sequestrato, come abbiamo sentito, complessivamente quasi 2 kg di cocaina, 21 di marijuana e più di 2 di hashish. Adesso invece, Marco, do un aggiornamento. Una notizia, un macabro ritrovamento in territorio di Lingua Grossa. Il cadavere di un uomo di cui non si conoscono le generalità è stato scoperto da 2 escursionisti in località Piano Pernicana. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, non si esclude che possa trattarsi di un anziano scomparso alcuni giorni fa da Piedimonte Etneo. E ancora un'altra notizia: su disposizione della Procura, la Guardia di Finanza di Catania ha disposto il sequestro di 600.000 euro ad un'azienda di Caltagirone operante nel settore delle telecomunicazioni. 3 persone sarebbero accusate di bancarotta fraudolenta. E adesso torniamo ad occuparci del tentato femminicidio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Misterbianco, precisamente diciamo dunque nel catanese a Belsito. Nessuno dei 4 figli avrebbe assistito all'aggressione che si è consumata dentro casa. È stato fermato l'uomo, il marito, per tentato femminicidio, ma le condizioni della donna, che è stata praticamente colpita diciamo in maniera piuttosto feroce dal coniuge, sono davvero disperate. Facciamo il punto. È gravissima, ricoverata in terapia intensiva, la donna aggredita dal marito, che l'ha colpita forse con un martello più volte alla testa. Nessuno dei 4 figli ha assistito direttamente all'aggressione della madre. Alcuni di loro hanno sentito solamente la violenta lite tra i genitori. La tragedia nella notte di venerdì a Misterbianco nel catanese. Urla, terrore e poi la richiesta d'aiuto. E la figlia maggiore che chiama i carabinieri con un filo di voce: mia madre è a terra, svenuta con una ferita alla testa. Nell'appartamento di Belsito, in una zona residenziale di Misterbianco, i carabinieri trovano la donna in una pozza di sangue e i 4 figli, 2 maggiorenni e 2 minorenni, sotto shock. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, è stata sottoposta ad un delicato intervento neurochirurgico e resta in imminente pericolo di vita per il gravissimo trauma cranio-facciale e delle lesioni cerebrali riportate. Il marito, un autista, è stato fermato per tentato femminicidio. Secondo gli investigatori, l'uomo ha colpito con rabbia al culmine di contrasti per un rapporto in crisi. Nell'abitazione anche i militari della scientifica, dei carabinieri, che hanno fatto rilievi e cercato il martello che potrebbe essere stato utilizzato dall'uomo. Sulla famiglia però non risultano denunce pregresse né segnalazioni ai servizi sociali.
E torniamo adesso da Marco Carli per andare a chiudere la nostra rassegna stampa con le altre notizie che ci sono sui quotidiani, con le prime pagine, ma soprattutto vedo la home page di Sicilia Web, il nostro sito. Andiamo proprio con le prime pagine, apriamo con l'home page del nostro sito, siciliaweb.it. Il titolo di apertura è una notizia di cui abbiamo già parlato all'interno della nostra trasmissione: preso a bastonate mentre va al lavoro in bici, il giovane migrante aggredito a Marsala da 4 coetanei col casco. Ovviamente sul sito troverete tutte le notizie con ad esempio quest'altro incendio che ha lambito le case a Catania con il panico tra i residenti. Poi vi porto un po' sul nostro sito per trovare i servizi in evidenza del nostro telegiornale e tutte le notizie che arrivano dalle zone del Catanese, ma ovviamente da tutta la regione, comprese le live cam sul traffico e poi chiaramente le live su tutto ciò che abbiamo sia su Telecolor che su Antenna Sicilia, e la pagina dello sport con ad esempio le parole di Tacchio sulla sua integrità dopo le dichiarazioni del centrocampista che hanno fatto tanto discutere in seguito al 4-0 del Catania rimediato ad Ascoli. Lasciamo le pagine del nostro sito per tornare invece sulle prime pagine dei quotidiani cartacei, partendo dalla Sicilia e ritrovando notizie che avremo molto diffuse chiaramente durante la nostra rassegna stampa nazionale e internazionale, con Iran-Stati Uniti e Trump che inasprisce le richieste, ha chiesto 3 giorni di tempo per una risposta, oppure tutto quello che è successo a Parigi, la città in fiamme. Pensare che si festeggiava un evento importantissimo a livello sportivo, cioè la seconda Champions League consecutiva del PSG, con un risultato veramente importante, perché è molto difficile, ha fatto solo il Real Madrid ultimamente. Invece si è arrivati a tutto questo con un morto e quasi 300 feriti. Anche queste immagini le vedrete su tanti quotidiani. E poi a San Vito Lo Capo, come abbiamo letto in precedenza, docenti accoltellati, l'ombra di una rete di minori sui social, le verifiche sul PC e cellulare del dodicenne, ha aperto un fascicolo appunto per istigazione. Andiamo invece adesso sulla pagina della Gazzetta del Sud, perché ci sono altre notizie legate soprattutto alla nostra regione, oltre a quelle di livello nazionale. In questo caso un titolo di apertura che è sui concorsi banditi per le aziende ospedaliere, oltre 70 i posti per potenziare gli organici. Poi di spalla, lo vedete, la cronaca internazionale con le condizioni più dure della controproposta di Trump a Teheran, e poi ancora il discorso legato alla rete sui social. Il ragazzino di San Vito annunciò su TikTok un gesto clamoroso. Andiamo adesso invece sul Giornale di Sicilia. Troviamo due quotidiani che sono comunque collegati, e troviamo le notizie legate alla cronaca regionale in primo piano, in questo caso sulla Giornale di Sicilia, con le assunzioni nella sanità, col via i bandi per 70 posti. La regione cerca medici, tecnici e amministrativi per colmare i troppi vuoti in organico nelle ASP e negli ospedali siciliani, prevista anche la stabilizzazione di alcuni precari. E poi invece di spalla, in questo caso, il prof accoltellato a San Vito, si indaga per istigazione per il calcio, il prossimo torneo per i rosa, i rivali più temibili dalla A, cioè le 3 retrocesse, secondo il quotidiano palermitano sarebbero Verona, Pisa e Cremonese le squadre maggiormente a temere per il Palermo nella corsa che porterà i rosa il prossimo anno a lottare ancora per provare la promozione in Serie A. Andiamo ancora sulle pagine interne. Abbiamo parlato di ciò che è successo a San Vito come Bergamo, lo leggiamo qui sulla Gazzetta del Sud. Vi faccio vedere invece un altro titolo, i fenicotteri rosa a Priolo, nella riserva naturale di Priolo. Fa effetto questa immagine, vedere appunto le raffinerie
alle spalle di questo spettacolo naturale. 382 le coppie nidificanti, più del doppio rispetto al 2025, la natura rispetto appunto a ciò che l'uomo ha realizzato vicino a questa riserva naturale appunto così importante. E poi andiamo invece sulle varie pagine delle province, anche per vedere le varie notizie che si susseguono e che riguardano più da vicino la vita delle singole città. Ad esempio a Messina, siamo su Gazzetta del Sud, Basile appena rieletto invita i suoi ex rivali, a breve le nomine della giunta, il sindaco ha chiesto un confronto con gli altri candidati, appuntamento fissato per giovedì. Intanto completerà la squadra degli assessori, il primo provvedimento sarà sul decentramento, riunione con i dirigenti comunali e i vertici delle società partecipate che restano. Andiamo a vedere invece le altre notizie delle altre due città più importanti, partendo da Catania con la zona industriale e la rete idrica potenziata, il comune che affida alla SIDA l'intervento che riqualifica le infrastrutture strategiche, provvedimento predisposto dalla Direzione Lavori Pubblici. Il sindaco parla di un nuovo impulso per quella che tutti conosciamo, è stata conosciuta quella zona soprattutto appunto negli anni 90 come Etna Valley. Andiamo invece a Palermo, dove si parla, manco a dirlo, della Malamovida, un cancro insomma per il capoluogo di regione siciliano, anche perché rischia di diventare un cancro per gli esercenti, perché dal caos ai locali deserti la paura stronca la movida. Dopo gli spari la zona di Via La Lumia perde clienti, l'appello, ovviamente servono più controlli. Quante volte, Angelo, abbiamo sentito questo appello arrivare da molteplici parti e poi non sempre essere ascoltato. Chiudiamo questa parte della rassegna stampa con questo articolo che troviamo sulla Sicilia, sulla SAC. Stiamo parlando dell'aeroporto Vincenzo Bellini, Fontana Rossa di Catania, la burocrazia che spiazza i colossi esteri interessati. Dubbi sulla firma digitale PEC, sconosciuta fuori dall'Italia. Così il termine del 3 giugno per le manifestazioni di interesse slitta fino al 15, per cui appunto 2 settimane a partire da oggi. Intanto si susseguono le richieste di chiarimenti del mondo politico. A te, Angelo. Grazie Marco. Fra pochissimo saremo di nuovo insieme a te perché vedremo e leggeremo i temi più importanti sui quotidiani nazionali oggi in edicola. Ma adesso diamo un'occhiata al traffico. Come sempre possiamo vedere le immagini che arrivano dalla circonvallazione. Siamo sul Tondo Gioieni con dunque il traffico che stamattina sembra relativamente tranquillo, anche perché dobbiamo dirlo, molte le scuole chiuse, forse tutte quante le scuole chiuse, considerato il fatto che domani è il 2 di giugno e quindi si approfitta, diciamo, per si chiama ponte, no? Il ponte del 2 giugno. Vediamo sempre un tratto della circonvallazione di Catania, vediamo a quest'ora è davvero insolito questa situazione con il traffico particolarmente scorrevole, non intasato. Possiamo vedere altre immagini che ci arrivano, adesso andiamo a vedere invece l'Etna, la solita fumata del mattino, il pennacchio bianco che si osserva sia al mattino ma anche in diverse ore della giornata. La neve, chiaramente complice le temperature abbastanza alte di questi giorni, ormai è pressoché scomparsa dalla parte sommitale del vulcano. Vediamo invece sempre il vulcano, ma da un'altra prospettiva. Adesso siamo a Taormina, qui cartolina splendida del Golfo di Taormina con il vulcano che ha questo pennacchio sempre di fumo e un po' più di neve sempre da questo versante, perché evidentemente ancora le alte temperature non sono riuscite a sciogliere anche da quell'altra parte, diciamo, la neve. Ci dobbiamo fermare almeno per il momento, ma per pochissimo, perché come annunciato adesso andiamo a vedere subito dopo andremo a vedere i quotidiani nazionali con le nuove tensioni nel Golfo, le nuove tensioni in Medio Oriente, con Israele che continua ad affondare anche in Libano, ma non solo questo, abbiamo visto anche le tensioni, gli scontri che ci sono stati a Parigi per i festeggiamenti della Champions e molto altro ancora. Ci sono anche delle cose italiane da andare, notizie italiane da andare ad approfondire. A fra pochissimo.
Rientriamo in studio, adesso ci dedichiamo alla lettura dei quotidiani nazionali con Marco Carli. E Angelo, che cosa troviamo sui quotidiani nazionali? Come sempre le tensioni in Medio Oriente, perché da un lato c'è il fronte israelo-libanese con gli israeliani che avanzano in Libano, conquistando anche una roccaforte storica, andremo a vedere anche di che cosa si tratta, ma portando avanti una guerra in un momento in cui comunque ci sarebbe una tregua, e infatti ci sono delle reazioni soprattutto per quanto riguarda l'Unione Europea. Poi invece Iran e Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno inviato un'altra bozza di accordo con Trump, che ha fissato nel giro di 3 giorni la risposta, però intanto continuano le schermaglie, se così possiamo chiamarle ovviamente, perché proprio di schermaglie non si tratta, ma di attacchi veri e propri, anche se si parla di attacchi di autodifesa nel weekend. Stiamo parlando degli Stati Uniti, siamo sul sito dell'ANSA con le ultime notizie. Colpita e distrutta una base aerea americana, condizioni più dure, come abbiamo detto, per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace. Chiesti impegni sul nucleare e uranio, e qui sarebbe il tema più significativo di un accordo che fino a questo momento non si trova. E poi Trump che attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Intanto alcuni razzi dell'Iran contro il Kuwait e contro una base degli Stati Uniti, e Washington che invece dice: nel weekend abbiamo colpito i loro siti. Questa è la situazione, facciamo appunto anche il quadro sul campo di quello che sta succedendo proprio nelle ultime ore, e legato alla situazione in Medio Oriente. Medio Oriente, dove il fronte caldo, torniamo sul Corriere della Sera, è quello israelo-libanese, con l'avanzata del Libano, Netanyahu che conquista il castello di Beaufort, e questo è quell'avamposto insomma di cui vi parlavamo in precedenza, dove adesso sventola la bandiera con la stella di David, bianca e azzurra, e ordina allargare l'azione. Macron, dalla Francia, vuole l'intervento dell'ONU. Intanto, appunto, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua e più dura le condizioni appunto sul nucleare, e questo è il tema, vi dicevamo, più importante. Alleggeriamo un po' i temi con i 3 italiani oggi in campo per gli ottavi del Roland Garros. Intanto Sinner si dedica a un giro in scooter dopo la crisi e dopo l'eliminazione con Serundolo nel Master parigino. Va detto però, scusami Marco, sì, che però se non c'è Sinner, che ha avuto questo problema anche di carattere di salute, insomma, gli italiani stanno facendo bene. Stanno facendo benissimo, infatti oggi 3 italiani in campo, per cui diciamo che è uno degli sport, è uno sport dove l'Italia non sempre, anzi quasi mai, ha raccolto successi prima, e invece adesso sta sfornando talenti in ogni angolo della nostra nazione, cosa che per esempio appunto, come tu sai bene Angelo, non avviene nel calcio. Ma torniamo invece alle situazioni legate alla questione internazionale, con l'affondo di Israele in Libano, con la rocca simbolo appunto di Beaufort che cade. Da 26 anni Israele non si spingeva così avanti, e infatti si parla di un Libano spezzato praticamente in 2. Netanyahu ordina l'ampliamento delle manovre. Se andiamo a vedere anche ciò che sta succedendo attraverso la cartina, notiamo appunto la zona dove si sviluppano le manovre. Lo vediamo appunto sempre dal Corriere della Sera, con queste immagini che possiamo vedere appunto attraverso le pagine, eccolo qua, con Israele, il confine fra le 2 nazioni, e dove Israele, la parte in giallo, la linea gialla dell'IDF, appunto l'esercito israeliano che avanza verso il Libano, e questo passando anche il fiume Litani, altra zona appunto che non è stata oltrepassata
per tantissimo tempo. Poi più garanzie sul nucleare uranio, siamo sempre sul Corriere della Sera. Trump inasprisce i punti dell'intesa con l'Iran che blocca gran parte dei siti missilistici, gran parte dei siti missilistici bombardati. Sembra che tutto possa andare verso una difficile tregua, perché chiaramente Trump chiede di più e l'Iran dall'altro lato vorrebbe probabilmente invece meno restrizioni. Questo chiaramente lo verificheremo nei prossimi 3 giorni per capire appunto se si andrà veramente verso una tregua un po' più lunga. Andiamo e torniamo sui prime pagine dei quotidiani, perché su Repubblica leggiamo l'Israele che sfida l'ONU, l'IDF che avanza oltre il Litani, questo fiume appunto, e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza dell'accordo inasprita, così viene definita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz, questo si legge appunto su Repubblica. I temi sono pressoché quelli che troviamo praticamente su tutti i quotidiani, compreso Il Messaggero, dove leggiamo Israele che taglia il Libano in 2 e poi la mossa di Trump con le condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa. Oggi una riunione urgente appunto dell'ONU chiesta da Macron. Come abbiamo letto sulle pagine anche dei quotidiani locali, ovviamente riportato sui quotidiani nazionali, la festa degli ultra che devasta Parigi, un morto, tantissimi feriti, 457 arresti, pensate, il commento si parla appunto dell'antimodello perché, ripeto, stiamo parlando di una grande conquista sportiva che ha portato purtroppo a tutta questa situazione che abbiamo letto anche sul quotidiano Il Messaggero. Andando avanti sulle reazioni invece che troviamo a livello europeo a tutto ciò che sta succedendo, soprattutto fra Israele e Libano. E allora è ciò che invece troviamo ad esempio in Russia o in Ucraina, ma in questo caso in Romania. Il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin. Questo è un altro fronte che spesso e volentieri viene ignorato anche dai quotidiani, perché si parla ormai solo di Medio Oriente, ma c'è la guerra fra Russia e Ucraina che continua. C'è quel drone che ha colpito quel palazzo in Romania ed ecco perché il titolo del Foglio, no? Anche in Romania l'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento invece no, ma l'effetto politico è assicurato, tant'è vero che poi Zelensky chiede appunto agli inviati degli Stati Uniti di andare a verificare ciò che succede in Ucraina. Si parla di un attacco a Zaporizhzhia, ma insomma è tutto un continuare, un proseguire dopo, lo sappiamo, più di 4 anni di ostilità e di guerra. In tutto questo l'Unione Europea chiaramente ha delle situazioni che deve portare avanti anche di diplomazia, ma sotto certi punti di vista l'abbiamo visto con Macron che ha chiesto appunto di intervenire dopo i movimenti di Israele in Libano, ma sull'altra voce si parla proprio di Bruxelles e dell'Unione Europea anche legati all'economia, perché si legge Bruxelles il comodo alibi di chi non sa cambiare, i chiaroscuri dell'economia e di un'Europa che si trova in mezzo a tutta questa situazione, alle superpotenze, a ciò che succede in Israele, a quello che succede in Russia oppure in Medio Oriente e che spesso e volentieri trovandosi in mezzo non trova nemmeno le soluzioni ideali. A proposito di soluzioni ideali, chiudiamo la rassegna stampa, Angelo, con quello che succede invece nei confini locali, perché si parla molto di tentativo di unione a sinistra, di questo famoso campo largo, ma se andiamo a leggere poi sui quotidiani troviamo da un lato appunto questo tentativo, dall'altro come viene giudicato, come viene osservato. E allora se vediamo sul Fatto Quotidiano si legge questo: 5 Stelle e PD che cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. Ecco il tema, no? Una mozione
unitaria. Questo così lo inquadra il Fatto Quotidiano. Ma se andiamo su altri quotidiani troviamo come viene letta questa notizia, perché per esempio sulla Verità il pericolo rosso-verde è il contrario ovviamente di quello che leggevamo sul Fatto Quotidiano. La sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani. Ecco qua, ritorniamo al punto del portafogli, diciamo. Il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali, sono agli antipodi i leader e poi si uniscono solo per aumentare le imposte e requisirci l'abitazione. Questo scrive la Verità. Se andiamo su altri quotidiani, chiaramente che vanno verso la destra, ecco, sotto questo punto di vista, leggiamo sul Libero i matti della patrimoniale. In crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, così viene individuata da Libero, non deve essere un tabù, ne parleremo. Dello stesso tenore è pressappoco il titolo che troviamo sul Giornale, patrimoniale e case sequestrate, il programma horror, così viene definito, della sinistra, chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus e ABS parla dell'assegnazione degli alloggi sfitti, il governo frena, tutto questo non avverrà mai. Per chiudere l'argomento andiamo invece sulla Stampa, perché il titolo principale della Stampa, che si discosta da tutti gli altri quotidiani nazionali, è questo: il governo che frena sulle accise. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, sappiamo quanto sia fondamentale, lo sappiamo tutti perché i costi aumentano di giorno in giorno, considerando quello che sta succedendo appunto in Medio Oriente, senza fondi per il rifinanziamento. Allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. Mercoledì in aula il decreto nucleare, intanto italiani meno ideologici secondo Pichetto, però il tema che riguarda le accise è un tema che tornerà ovviamente per la prossima settimana e che diventa veramente fondamentale per le tasche degli italiani. A te, Grazie Marco, ci ritroviamo più avanti con te sempre dai quotidiani e magari nel segmento finale di Buongiorno Sicilia ci regalerai qualche titolo sportivo, immaginiamo, considerato che poi oggi è anche lunedì. Adesso invece facciamo una breve sosta e poi i primi ospiti di questa mattina. Ci collegheremo anche con Palermo. Vedo già Marco Gullà che è già pronto con il suo ospite, con Mario Attinasi, il presidente di Asso Impresa Palermo. Buongiorno a Marco, buongiorno anche al tuo ospite. In studio ci sarà con noi invece Dario Pistorio, il presidente di FIPE Confcommercio Catania. Parleremo di Movida, ma tutto questo fra pochissimo. Allora, eccoci di nuovo in studio. Anticipate in qualche modo il tema della Movida, ma è un tema legato però purtroppo, ahimè, alle risse, alle intimidazioni, a tutto quello che non ha niente a che vedere con la Movida. E allora ne parliamo con, in studio c'è Dario Pistorio, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi invitato. Già annunciato che il presidente di FIPE Confcommercio Catania. A Palermo rivediamo insieme a Marco Gulla Mario Attinasi, il presidente di Asso Impresa Palermo. Allora, la situazione diciamo non è facile, non è semplice da affrontare, anche perché leggevamo anche sui giornali prima a Palermo il fatto che ci siano questi episodi, queste continue risse, c'è la sensazione diciamo di una scarsa sicurezza, fa scappare, allontana i clienti proprio dai locali. Partiamo da Palermo e poi arriviamo anche a Catania. Questo così abbiamo letto stamattina sui giornali. Parlo direttamente con Attinasi. Presidente, la situazione qual è? Allora, purtroppo questo tema della mala movida è un tema che si protrae già da qualche anno, perché mentre prima il centro storico per tanti anni non era stato valorizzato come doveva essere e non era attrattivo come doveva essere, quando appunto si è pensato di mettere a reddito questo patrimonio bellissimo che abbiamo a Palermo, ma direi in tutta la Sicilia, patrimonio culturale, monumentale, fatto di strade affascinanti,
Quindi le nostre città, soprattutto le città metropolitane come potrebbe essere Catania e Palermo, sono diventate molto attrattive. Da qui diciamo, l'idea commerciale, quindi la nascita di tante piccole attività nel settore appunto degli esercizi pubblici, e mi riferisco a tanti bar e ristoranti. A questi si sono aggiunti tanti pub che devo dire rimangono aperti fino a tarda notte, oltre le 3 di notte. Questo secondo noi di Assoimpresa facilita gli assembramenti di tanti giovani, e purtroppo è considerato che c'è una facilità nell'acquistare le armi, una degenerazione di quello che appunto è l'aspetto sociale di tanti giovani. Qui c'è naturalmente tanta psicologia da mettere in campo e bisognerebbe fare delle intere puntate, perché probabilmente tanti giovani vanno pure aiutati, ma purtroppo nei fatti questi assembramenti provocano delle situazioni di pericolo, anche di incolumità per quelle che sono anche le persone che magari normalmente vogliono avvicinarsi a queste zone del centro storico, magari per bere qualcosa. Vedi ultima Via la Lumia, degli spari che hanno ferito una ragazza, e purtroppo non sono gli ultimi episodi. E noi come Assoimpresa Palermo proponiamo, anzi aderiamo alla richiesta che ha fatto il prefetto, che è quello di ridurre l'orario di lavoro, quindi evitare di rimanere aperti oltre le 3 di notte, ma anzi di anticiparla. Addirittura noi avevamo fatto la proposta di anticipare all'1 di notte. Attinasi, la fermo un attimo perché fermo anche Marco Gullan. Vorrei sentire anche Pistorio, perché è chiaro che a Palermo c'è una situazione, a Catania siamo nella stessa situazione di Palermo. Non abbiamo notizie di questo fine settimana con Risse, almeno fino a questo momento non ne risultano. Poi magari Marco ci aggiornerà dopo e lo faremo anche durante i telegiornali se per caso è successo qualcosa. Però a Catania siamo nelle stesse condizioni, e ovviamente parlando di Catania parliamo anche di altre città, poi cercheremo di capire quali sono anche le altre realtà, però in questo momento stiamo parlando di Catania e Palermo. Allora, Catania e Palermo, intanto grazie. Forse non sapete, io sono anche il presidente regionale della Federazione Pubblici Esercizi, che mappata rappresentiamo circa 12.000 pubblici esercizi nella regione. E quindi per questo lei è anche qui stamattina. Certo. Voglio fare una premessa, intanto al mio collega di Palermo che ha pienamente ragione, e secondo me si devono stabilire delle regole, e queste regole devono essere certe e certe per tutti, perché non ci possono essere pubblici esercizi che hanno degli svantaggi e altri che hanno dei vantaggi. Perciò arrivare alle 3 di notte, assembramenti, discoteche abusive, eccetera, non portano altro che problematiche poi di ordine pubblico, e questo ordine pubblico purtroppo poi sfocia a determinate cose. Catania non ha queste problematiche, ma come sapete proprio da giorni noi abbiamo firmato alla prefettura e siamo stati fautori a livello nazionale il protocollo sicurezza, proprio per dare un segnale preciso su quelle che sono le azioni che può fare sia lo Stato, cioè le forze d'ordine, sia i pubblici esercizi, una collaborazione costante. Questo protocollo, che è il protocollo Piantedosi, è stato voluto fortemente dalla nostra federazione nazionale, e io spero che in Sicilia si farà fotocopia di questa azione, in maniera tale che dentro i pubblici esercizi ci sia la collaborazione istantanea e continua con le forze dell'ordine. Detto ciò, Palermo in questo momento sta soffrendo di una particolare novità, anche se non è novità, della Movida. Noi l'abbiamo avuta a Catania anni ormai or sono, quando ci fu addirittura la sindacatura Bianco, la prima sindacatura Bianco, che ci fu quell'esplosione incontrollabile. Io dico che
le forze dell'ordine devono scendere in campo e dico sempre, come ho detto qui a Catania, una divisa fa già deterrente nella strada, cioè la presenza delle forze dell'ordine, il presidio e cose fa molto. Ho visto e ho letto che dove c'è stato il presidio questi fatti, tra virgolette, deluttuosi non ci sono stati, mentre dove un po' è stato abbandonato, non dico dalle forze dell'ordine, ma dalla presenza continua, purtroppo si sono evidenziate queste manifestazioni di violenza. Torno da Marco Gullà. Marco. Sì, assolutamente siamo d'accordo anche con il presidente Pistorio, insomma tutti siete d'accordo, Mario, tutte le associazioni siete ovviamente d'accordo, avete un unico paradigma. Il problema a Palermo, oltre alla mala movida, in questo momento parallelamente si sta registrando un altro problema, che è quello delle intimidazioni anche alle attività commerciali. Quindi Angelo, tu ne facevi cenno inizialmente nel tuo preambolo, qui a Palermo all'ordine quasi del giorno abbiamo registrato degli episodi appunto di intimidazione, una richiesta di pizzo probabilmente, si tratta di questo, è inutile insomma girarci intorno, verso tante attività, da Sferacavallo, Isola delle Femmine, fino ad arrivare all'intimidazione, alle 2 intimidazioni che hanno colpito un'azienda abbastanza nota, la Sicily by Car di Tommaso Tragotto. Cosa sta succedendo a Palermo in questo momento? Ma probabilmente c'è una riorganizzazione della criminalità organizzata che è con metodi più innovativi, che io chiamo 2.0, vuole prendere o riprendere una parte del territorio che probabilmente forse aveva, diciamo, in qualche maniera sospesa come controllo. Noi come Assoimpresa, attraverso il nostro sportello anti-racket, naturalmente diciamo a tutti di denunciare, non possiamo lasciare soli i commercianti, e coloro che denunceranno naturalmente saranno accompagnati dalla Assoimpresa per tutte quelle che sono l'iter sia dal punto di vista delle denunce ma anche dal punto di vista amministrativo. Non possiamo permettere che la criminalità organizzata faccia questa pressione a tutte le attività legali che la mattina si alzano per portare avanti con tanti sacrifici e impegno tutte le attività produttive. Marco, vorrei sentire Pistorio anche su questo tema. Sì, io devo dire che il nostro presidente FIPE Antonio Cottone a Palermo ha vissuto proprio sulla sua pelle queste determinate problematiche. Penso che lo conoscono tutti quanti e addirittura si è costituito parte civile, ha fatto arrestare delle persone che gli chiedevano il pizzo. Dunque noi siamo in prima linea, la nostra federazione è pronta, in collaborazione anche con le altre, perché più siamo e più forte è la voce. Squadra, diciamo. Bisogna fare la squadra, come si suol dire, e io penso che un tavolo immediato in prefettura con tutte le forze sociali e di pubblica sicurezza deve essere immediatamente attivato, senza dimenticare che il territorio è dei commercianti, delle brave persone e di chi lavora costantemente, apre la sua cinesca e dà lavoro alle persone e non al malaffare. Lo condanniamo, siamo pronti a scendere in campo in prima persona senza paura di nessuno, ma vincendo insieme. Voglio tornare a Palermo e il concetto che adesso vorrei approfondire, abbiamo pochi minuti, però cerchiamo di... Insomma, la Movida, le aziende che danno vita alla Movida sono una fetta importante dell'economia, del tessuto sociale, e il fatto che la paura possa in qualche modo tenere lontano gli avventori, le persone per bene che decidono di passare una serata in tutta serenità, tutto questo pregiudica anni e anni di sacrifici, anni e anni di investimenti, tutto questo chiaramente a discapito non solo di quello che può essere il servizio, ma anche dell'attività economica. Ma guardi, direttore, io faccio una lettura su questo tema e mi collego al collega Pistorio, del quale devo dire mi trovo d'accordo su tutto quello che ha detto. Le attività legali sono favorevoli alle zone protette, perché le cosiddette zone rosse in realtà dal punto di vista
legale e prefettizio, in realtà si chiamano zone protette. Zona protetta significa che è una zona che è controllata e che quindi la persona per bene può andare più liberamente, Però Mario, scusami, si sente più al sicuro. ti interrompo. Via la Lumia era una zona rossa, era una zona protetta, però è successo quello che è successo. Lì c'è una questione legata, devo dire, adesso non voglio colpevolizzare nessuno, però in realtà la presenza, come diceva il collega Pistorio, delle forze dell'ordine è importante. Quindi noi di fatti nell'ultima riunione che abbiamo fatto, perché anche la sua impresa naturalmente è firmataria di questo protocollo della legalità che ha voluto fortemente il ministro Piantedosi, abbiamo chiesto con forza un po' più di presenza di forze dell'ordine nel territorio, perché come diceva il collega Pistorio, una divisa che si vede ed è una presenza ed è un deterrente importante. Semmai lì c'è un altro aspetto che è quello, come dicevo prima in apertura di trasmissione, sull'orario di chiusura dei negozi, perché chiudere alle 3 alle 4 di notte è sicuramente una possibilità in più che certe persone, certi ragazzi purtroppo con tanti problemi sociali e con attitudini delinquenziali sono più facilitate a recarsi in quei posti e a fare tutto quello che vogliono, cioè diventa un territorio di nessuno, tant'è che noi su questa tema abbiamo chiesto anche di ampliare la zona protetta anche in un quartiere di Palermo che si chiama Piazza Sant'Anna e Via Cagliari, che è sicuramente un quartiere dove avvengono ogni notte risse, giochi d'artificio alle 2 alle 3 di notte, assembramenti. Quindi tutte queste attività facilitano naturalmente gli atti delinquenziali e le forze dell'ordine con una presenza più numerosa probabilmente potrebbero scongiurare atti di questo tipo. Attinasi, ci dobbiamo fermare, nel senso che do la parola per ultimo anche ancora una volta a Pistorio sull'orario di chiusura anticipato, che sia uguale per tutti chiaramente. Mi pare che non ci sono ci sono problemi, anzi, ma quello che succede anche a Catania. Ma questo faciliterebbe anche le forze dell'ordine nel poter controllare meglio. Catania, no? Si deve fare anche un protocollo con il comune dove il sindaco può fare disposizione per ragioni di sicurezza solo di aree o dell'intera città su quello che sono le attività dei pubblici esercizi, che siano pub, ristoranti, eccetera. Naturalmente questo noi già ce l'abbiamo regolato a Catania e questo regolamento secondo me potrebbe essere fotocopia anche per Milano, Palermo, scusate, perché Palermo potrebbe tranquillamente applicare tutte queste situazioni che possono, tra virgolette, leggermente attenuare la problematica. Grazie a Dario Pistorio per essere stato con noi. Mi dica. Direttore, se permette proprio gli ultimi 30 secondi su questo tema, che è un tema che è molto sentito anche dai residenti. La chiusura anticipata andrebbe anche incontro ai residenti e ai tanti turisti che alloggiano nelle strutture ricettive dei vari centri storici, perché guardate che gli esercizi commerciali devono andare d'accordo con i residenti, altrimenti diventa una lotta continua e questo non farebbe sicuramente bene all'economia della città. Grazie, parole davvero giuste, quelle che abbiamo sentito qui stamattina da Dario Pistorio, che è il presidente FIBE e Confcommercio Catania, ma anche presidente regionale siciliano. Grazie anche invece a Mario Attinasi, che è presidente di Assoimpresa Palermo, e grazie al nostro Marco Gullà per il contributo che ci avete dato per appunto da Palermo. Ci dobbiamo fermare, grazie ancora. Grazie. Fra pochissimo voltiamo pagina. Buongiorno Sicilia, restate con noi, adesso ci sono le previsioni meteo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di 3D Meteo. Giornata di lunedì caratterizzata dal passaggio di un impulso instabile che coinvolgerà gran parte del centro-nord, con fenomeni a tratti anche di forte intensità. Per quanto riguarda la Sicilia, ci attende un lunedì all'insegna della stabilità, con ampie schiarite ovunque, venti deboli con mari in prevalenza calmi, clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime
massime intorno ai 28-29 gradi. Poi dando un accenno anche alla situazione attesa per la giornata di martedì, il sole continuerà a splendere su tutta la Sicilia con cieli in prevalenza sereni e tersi, ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi, temperature massime che saranno in lieve rialzo ma con valori non superiori ai 32 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trabi Meteo. Allora, di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso c'è in studio con noi Matteo Musumeci. Buongiorno Matteo, grazie per essere con noi. Grazie per l'invito. In questo caso nelle vesti di compositore di un... Sì. diciamo, siamo alla vigilia del 2 giugno, no? Sì. E allora questa tua presenza oggi con le pietre e la coscienza sembra essere proprio ad hoc. Anzi, è ad hoc. Spero, diciamo che questa sera appunto debuttiamo con il Concerto della Repubblica che esegue il Teatro Massimo Bellini di Catania e viene eseguita questa mia prima esecuzione che sono Le pietre e la coscienza, che è una commissione nata grazie al maestro Carminati, il direttore del Teatro Massimo, che mi ha chiesto di musicare praticamente il discorso di Piero Calamandrei. È un discorso importante. Il famoso discorso sulla Costituzione, tant'è che quando me lo chiese telefonicamente io rimasi un attimo, diciamo, impietrito, perché è un impegno non artistico, esatto, e morale veramente importante. Ed è stata veramente un'emozione, perché era un discorso che io ricordavo, diciamo, ai tempi del liceo, perciò ho avuto modo di andarla a rileggere e gustarlo di una bellezza e un'attualità incredibile. Dico sempre che dovrebbe essere letto ogni giorno nelle classi medie e superiori come una preghiera laica, il discorso di Calamandrei, dalla bellezza che è. E perciò, insomma, ho musicato questo discorso di Calamandrei, chiaramente ricostruendolo in forma di prosa lirica, e abbinandolo nella prima parte con l'epigrafe al Camerata Kesserling che Calamandrei dedicò appunto a questo camerata. Che era praticamente, diciamo, un famosissimo un maresciallo, diciamo così, esatto, purtroppo che tedesco, che insomma responsabile di moltissime stragi naziste in Italia. Purtroppo, tant'è che quando questo maresciallo disse dovreste farmi un monumento, Calamandrei rispose appunto glielo faremo noi il monumento, con quella meravigliosa epigrafe. E perciò, insomma, aprirò il brano sinfonico che è diviso in due parti, la prima parte con questa epigrafe, la seconda parte con la Costituzione. Ma la difficoltà, perché immagino c'è stato un momento di difficoltà nel mettere insieme il discorso sicuramente, ma c'erano anche da mettere insieme gli strumenti, no? C'è l'orchestra, c'è la voce da mettere, il coro da mettere insieme. Tant'è che infatti il brano sinfonico è composto per basso, coro e orchestra, dove il basso è in continuo dialogo con il coro, e anche la partitura è, diciamo, snodata in due parti, perché la prima parte, affrontando l'epigrafe che è molto chiaramente dura e cruda, anche il linguaggio musicale si va dal minimalismo al dodecafonismo, perciò con suoni e ritmi molto contrastanti. Nella Costituzione andiamo un po' più, diciamo, di musica tonale, perciò andiamo a respirare appunto il profumo della libertà, esatto, ecco, della Costituzione. Il titolo però, queste pietre e coscienze che sono messe insieme. Ma è un titolo che mi è nato così, d'intuito sinceramente, perché ho pensato, nell'epigrafe Calamandrei fa sempre riferimento alle pietre, alla distruzione, allora ho pensato le pietre come simbolo di distruzione ma anche come simbolo di ricostruzione. Perciò le pietre è una forma di ricostruzione, da lì riparte una nuova coscienza che appunto è la Costituzione. Perciò ho avuto questa idea di chiamarla le pietre e la coscienza. E non possiamo non ricordare che chiaramente stasera sul palco vedremo tantissimi bravissimi maestri d'orchestra. Perché c'è tutta la straordinaria orchestra del Teatro Massimo Bellini al gran completo, tutti i professori del coro, dirige il maestro Salvatore Percacciolo, insieme al basso Alessio Cacciamani, diciamo un cast artistico importante. Allora, noi lo ricordiamo, l'appuntamento è questa sera alle 20:30 al Teatro Metropolitan, perché come molti sanno il Teatro Bellini in questo momento è in fase, diciamo, sono di ristrutturazione. Sono dei lavori di ristrutturazione e quindi c'è la possibilità di andare a vedere comunque lo stesso questo momento che, dicevo prima, quando abbiamo iniziato la nostra conversazione, arriva alla vigilia proprio del 2 giugno questa composizione
vuole esaltare, celebrare qual è stata l'importanza poi di questa festa, di questo giorno, che noi magari viviamo forse con molta leggerezza. Sì, esatto, credo sì, infatti c'è il giorno della festa della Repubblica dove appunto si sceglieva appunto tra la monarchia e la Repubblica, appunto cade il 2 giugno, tra l'altro quest'anno sono gli 80 anni della Repubblica, perciò insomma io penso che per il periodo storico in cui viviamo dovremmo viverla, come dice appunto Calamandrei, in maniera molto più viva e appassionata la Costituzione, perché la cosa più importante in uno Stato, in una civiltà è la libertà, la dignità, che spesso diciamo in questo giro in giro del mondo un po' mancano. Ma in questo momento poi attacchiamoci forte alla nostra Costituzione, che è importantissima. Che è di grandissima attualità, mi permetto di dire, nonostante insomma abbia 80 anni, ma è giovanissima, freschissima. Ancora è ragazzina, piccola. È proprio così. Prima di salutarci, non posso non chiederti qualcosa sul papà. Lo possiamo salutare? Assolutamente, possiamo salutare, spero ci stia seguendo tu stamattina. Non so se ancora dorme, sinceramente. Oh, bravo. No, papà insomma sta benissimo, ha terminato di girare la 5ª stagione di Macari, che non so se andrà in onda insomma in autunno, perciò è una fase di riposo e poi in autunno riprenderà col teatro con qualche novità. Grazie per essere stato con noi, Matteo Musumeci, e ci ha presentato Le pietre e la coscienza questa sera a Teatro Metropolitan di Catania a partire dalle 20:30. Esatto. Benissimo, grazie ancora. Grazie a voi ancora. Ci dobbiamo fermare, corriamo, andiamo di fretta questa mattina e allora è il momento di fare un'altra breve sosta e poi altri ospiti qui a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, da un ospite all'altro, dalla musica alla letteratura, diciamo così, alla scrittura. Buongiorno a Paolo Gioia, che è autore di un libro che si chiama Siamo papà. Esatto. Intanto partiamo dal titolo e poi sviluppiamo quelli che sono i temi che sono dentro a questo libro. Perfetto, il titolo Siamo papà è la storia di 2 papà che hanno desiderato avere dei figli attraverso la gestazione per altri negli Stati Uniti. È stato un percorso faticoso ma straordinario, meraviglioso, col grande supporto di una ragazza meravigliosa che ha deciso di intraprendere un percorso per noi. Vediamo la copertina in questo momento di Siamo papà, edito da Villaggio Maori. Esatto, Villaggio Maori è una casa editrice catanese, ecco, quindi è un libro che racconta in modo personale la nostra storia di famiglia, il nostro desiderio umano di avere dei figli grazie all'ausilio della scienza e grazie alla fecondazione che abbiamo avuto in America, a San Diego, e grazie a tutto un processo che vede protagoniste 2 figure femminili estremamente importanti. Una è una donna che ha donato gli ovuli, dottore, e l'altra figura altrettanto importante, direi anche viscerale, una donna che ha deciso col suo libero arbitrio, con la sua volontà, di fare un percorso per noi di gestazione per altri, dottore. E c'è dunque sicuramente tanto di autobiografico, assolutamente, ma c'è tanto di attualità su uno dei temi che sicuramente fa discutere la nostra società, su quello della famiglia omogenitoriale, diciamo così. È un tema etico molto delicato, diciamo, in qualche modo noi le famiglie omogenitoriali in questo momento sono state ritenute reato universale, come lei sa, dalla legge del 16 ottobre 2024, e questo è stato un modo per creare ansie e tensioni rispetto a tante altre famiglie omogenitoriali che vorrebbero intraprendere questo percorso. Noi sicuramente non rientriamo in questa legge, però non per questo ci fermeremo per fare in modo che si possano riconoscere queste famiglie, riconoscere 2 padri all'anagrafe, riconoscerci famiglia come le altre. Senta,
Il confronto, chiaramente, dicevo prima, è di grande attualità e nell'affrontarlo serve sempre un grande equilibrio, grande responsabilità. Assolutamente. Perché lei faceva riferimento a un tema che riguarda anche i diritti. Esatto. E lì, diciamo, quando si va e ci si addentra in questo mondo, serve un grandissimo equilibrio, ci si muove davvero in punta di piedi. In punta di piedi, assolutissimamente. Il tema delle discriminazioni è un tema non indifferente, assolutamente attuale, purtroppo, però bisogna assolutamente comunicare e far conoscere alle persone quali sono le nostre realtà, quali sono le situazioni che determinano attraverso un rapporto d'amore, di sentimenti, il sogno di diventare genitori, anche se chiaramente la natura non ci ha aiutato, perché sappiamo benissimo tutti che solo un uomo e una donna possono procreare, però è anche vero che negli Stati Uniti tutto ciò è legge dello Stato, è consentito per 2 uomini, per 2 donne avere dei figli attraverso la gestazione per altri, e mi consenta, dottore, non l'utero in affitto, che è una terminologia assolutamente errata e fuorviante, perché, mi perdoni, offende molto questa terminologia, perché noi non abbiamo noleggiato un'auto o una macchina, noi abbiamo creato una relazione con questa ragazza meravigliosa che si chiama Diana, che è stata la nostra principessa, che ha portato alla luce i nostri bambini. E probabilmente però quando lei parla di utero in affitto c'è da combattere quello che è il business che c'è dietro, in quel caso, nel caso specifico, quando si cerca di sfruttare. Allora lì probabilmente ci sono delle, non solo da un punto di vista del diritto, da un punto di vista penale, ma ci sono poi anche delle questioni morali da affrontare. Le questioni morali ed etiche sono importanti, però laddove esiste un'autodeterminazione della donna, è una scelta, perché in America sappiamo benissimo che, cioè non tutti sanno in verità, che la donna che si accinge a fare questo percorso deve avere già un reddito, un lavoro, una famiglia e già un figlio. Solo in queste condizioni può scegliere di fare un percorso per altri. In America la donna non viene retribuita, non esiste l'interdizione da maternità, per cui noi le abbiamo riconosciuto per tutto il percorso quello che lei avrebbe percepito dal suo lavoro. In realtà non è esattamente un business, dottore, in realtà è una relazione umana, è sì un accordo tra le parti sicuramente, ma c'è una volontà e una umanità dentro che forse la gente sconosce. Sono degli aspetti che vanno certamente resi noti, che vanno divulgati, e per questo motivo voi avete anche in ogni caso presentato questo libro già a Catania. Abbiamo presentato questo libro a Catania al Circolo degli Elefanti, siamo stati all'Università di Catania, alla Scienza della Formazione, abbiamo avuto una larga partecipazione di studenti proprio l'altro ieri. È un tema assolutamente delicato, però è anche un tema sconosciuto, dottore, perché la gente coglie solo questo affetto. Infatti noi combattiamo questo lessico fuorviante di utero in affitto, non ci sta bene per niente, perché in realtà la relazione che noi abbiamo creato con questa gestante e le relazioni che tanti altri papà hanno creato con queste figure straordinarie e meravigliose sono incredibili. Lei pensi che la nostra Diana asserisce sempre una cosa importante. Lei ha voluto fare questo percorso per noi e ha sempre detto a sua madre di volerlo fare, la sua mamma. Lei oggi è una donna di 32 anni. Diana fa un paragone che tra l'altro fa anche l'autore della prefazione del mio libro, che è Davide Camarrone. Perché si può decidere di appartenere a una lista per la donazione di organi in morte e non si può decidere, anche una donna su 1000, una donna su 1 milione, decidere di poter donare il proprio un anno della sua vita per portare avanti una gravidanza e metterla alla luce per altre persone, per amore, per dono umano? E lei dice sempre: io sono felice di aver goduto con voi in vita di questo gesto umano.
cosa che realmente questo si perde, cioè nella possibilità che un essere umano doni gli organi non può godere di questo grandioso atto umano di dono. Ma questa è evidentemente una riflessione che si potrebbe magari portare avanti e sviluppare. Sì, esatto. Diciamo che serve tempo. È vero, serve molto tempo, dottore, Il tempo chiaramente. poi, non dico che è la soluzione di tutto, però si arriva ai traguardi dopo un percorso o dei percorsi. Dei percorsi, assolutamente. La cosa fondamentale è che la gente conosca questa possibilità, che conosca realmente i vissuti delle persone, che conosca la storia, nel nostro caso, ma anche di tantissimi altri casi, perché la conoscenza determina maggiore apertura mentale, secondo me. E questa è una riflessione importantissima, quella della conoscenza con l'apertura mentale. Grazie, ci dobbiamo fermare perché abbiamo dei tempi davvero contingentati. Grazie a lei. Grazie a Paolo Gioia, il professore Paolo Gioia, perché lei è un insegnante, non fa soltanto l'insegnante, attenzione, fa anche il musicista, fa tanto altro diciamo nella sua vita. Grazie. Breve sosta? No, non c'è neanche la sosta, attenzione, perché noi passiamo da un tema all'altro, da un tema diciamo che impone delle riflessioni a qualcosa di più, permettimi stamattina Marco, di più leggero. Buongiorno a Marco Amato, perché adesso andiamo a scrutare le stelle, parte la sigla e poi ci racconterai di come sarà questa giornata per tutti noi. La sigla. È vero, sì, Marco, ci racconti la giornata, ma non puoi non parlare di un tema a noi tanto caro, che è la musica di una grandissima artista che festeggia i suoi 30 anni, se non sbaglio, di carriera quest'anno. Parliamo di Elisa? Esattamente, Angelo, buongiorno, buon inizio settimana e buon inizio mese. Oggi è un po' un giorno dell'inizio un po' per tutti. Allora, la cantante che festeggia ben 3 decenni di carriera è Elisa Toffoli, al secolo. Sappiamo benissimo quanti successi ha avuto nella sua carriera con la sua voce chiara, iniziando in inglese, poi in italiano, tra festival, concerti e grandi successi ottenuti nella sua carriera. Il suo progetto è quello di, nell'11 settembre del 2027, di dare un grande concerto, un piccolo festeggiare i 30 anni di carriera. Si chiamerà Soundtrack 97-27, proprio perché nuclea i 3 decenni in cui tutta la sua musica si è evoluta, è cambiata la sua maturazione artistica, insomma. Quindi non sarà un festival solo dedicato alla sua musica, ma anche all'arte, al cinema, proprio perché eclettica come è stata anche nella sua produzione, vuole spaziare e vuole offrire al pubblico, per festeggiare, tutta una serie di spunti interessanti. Elisa è del segno del Sagittario, è tutto il segno del viaggio. È proprio un viaggio che attraversa non solo una maturazione, ma tutta una serie di esperienze musicali e di vita che l'artista vuole celebrare insieme al pubblico. Quindi buon 30° anno di attività, Elisa cara, e grazie di averci allietato con la tua musica. Ebbene, ci racconta la giornata, questo inizio settimana, di questo inizio mese, quindi sarà un pochino più ampio oggi. Luna in Sagittario è oggi l'evento, è che Mercurio scivola in Cancro, quindi Cancro, Scorpione e Pesci sono più loquaci, sono più agili, sono più comunicativi, sono un po' più giovani. Mercurio è anche pianeta della giovinezza. La dolce Venere intanto si sta congiungendo a Giove. Fortuna Maior e Fortuna Minor sono gli attributi rispettivamente di Giove e di Venere. Cosa accade quindi nello zodiaco? Ariete, con una luna così baldanzosa e positiva, vi positivizzate anche voi, anche se Mercurio entra in quadratura e quindi meno parole e più sentimento.
Toro, per voi Mercurio è congeniale invece, quindi potrete usare le parole in una maniera un po' più seduttiva, un po' per sedurre, quindi condurre a sé le cose che volete, le cose che amate. Gemelli, perdete l'appoggio del vostro pianeta, quello di Mercurio, che esce dai vostri gradi per scivolare in Cancro. Un Gemelli a cui si raccomanda di essere un po' più riflessivo, proprio perché Urano con i suoi cambiamenti tende a cambiare le frequenze spesso e di sovente, quindi un po' di calma, cari Gemelli. Cancro, protagonisti della giornata con una luna molto positiva in Sagittario, ma con Mercurio che arriva nei vostri gradi, quindi si parla d'amore. Si parla di sentimento, Venere e Giove sono nei vostri gradi, questo è il periodo giusto perché i Cancro possano finalmente gestire una vita sentimentale in una maniera importante. Leone, per voi diventa tutto un po' meno mentale, vi rilassate un po' di più e godete di tanti cambiamenti intorno a voi. Vergine, Mercurio diventa di nuovo compatibile, diventa amico, per cui voi Vergine siete più predisposti alla comunicazione, ma anche al gioco di squadra. In amore tutto bene. Bilancia, per oggi Mercurio una quadratura, per cui oggi è il caso che cominciate a essere un pochino più diffidenti e a valutare un po' meglio le proposte che vi vengono fatte. Scorpione, Mercurio di Trigono per voi è ottimo, è una luna che parla di concezioni concrete e future, in amore va benissimo. Sagittario, la luna oggi è da voi, per cui oggi sarete un pochino più emotivi, si oppone al sole, è una splendida luna piena che si è formata in Scorpione e che oggi vi porta invece un augurio un po' più ampio, un po' più lungimirante, per cui il Sagittario oggi ha una svolta di vita e tutto adesso sempre in discesa. Capricorno, una luna molto intuitiva, ma soprattutto un Mercurio che si oppone. Attenti quindi a quello che dite, attenti pure anche alle persone che conoscerete in questo periodo, per cui vi si chiede di avere un criterio valutativo anche un po' più del solito. A voi manca questa. Acquario, per voi oggi è una giornata molto piacevole, la luna in Sagittario è molto amica e Mercurio, di cui perdete l'appoggio, oggi vi lascia liberi di pensare e di esprimere come meglio sentite. Fantasia sicuramente, ma un occhio un po' di più concentrato sull'amore. Pesci, ultimo segno zodiacale che per con questo Mercurio una comunicazione molto più importante, molto più piacevole. I pesci oggi sapranno sortire tutti gli effetti che vogliono, gestendo in maniera magistrale il lavoro e anche l'amore. E detto questo, auguro a tutti uno splendido inizio settimana e un bellissimo giugno. Ciao Angelo, ci vediamo domani. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco. Allora ci vediamo in realtà mercoledì, perché domani non andiamo in onda con Buongiorno Sicilia e quindi l'appuntamento è per mercoledì. Allora vado da Marco Carli invece, perché che cosa ci regali per chiudere? Facciamo velocemente un piccolo excursus sportivo sulle pagine della Gazzetta dello Sport, del Corriere dello Sport, ma anche sulla Sicilia. Mercato, Giro d'Italia con la vittoria di Vingegaard, lo vediamo nel titolo sotto la testata, ma poi appunto soprattutto mercato con che cosa? Una notizia ormai ultranota, cioè il fatto che l'Inter vuole comprare uno dei giocatori più dei giovani più interessanti del campionato italiano, che fra parentesi a Catania conosciamo molto bene perché l'abbiamo visto quando giocava nell'Atalanta Under 23, vale a dire Palestra. Per quanto riguarda invece il Corriere dello Sport, c'è la risposta del vice di Conte a De Bruyne, che aveva accusato Conte di fare un gioco che non si sposava con le sue caratteristiche, e Stellini risponde: prendi esempio da Modric, a Napoli non hai portato gioia. A proposito di Milan invece, questo è il titolo, scappano tutti da Leao a Rabiot, è una fuga di massa dopo appunto il mancato raggiungimento della Champions League. Ma a Catania tutti aspettano invece le parole del presidente Pelligra, è attesa appunto una nota da parte del club con probabilmente un rilancio, non sarebbe una novità in questo senso, ma intanto c'è un nuovo ciclo da far partire, probabilmente con
tanti dubbi che sono alimentati dai risultati degli ultimi anni. Angelo. Grazie Marco. Allora ci fermiamo qui per questa mattina. A tutti una buona settimana. Come anticipato, domani 2 giugno non saremo in onda con Buongiorno Sicilia, torniamo mercoledì, ma alle 8 del mattino domani troverete regolarmente il telegiornale e la rassegna stampa. Devo ringraziare chi ha lavorato per noi questa mattina in regia, Fabrizio Rizio, Fino La Leggia, Alessandro Pantano e ancora con loro Francesco Gigante e Roberto Stramondo, mentre invece in redazione ha lavorato con noi Tonino De Mana questa mattina. Per tutto quello che avete visto e sentito dobbiamo ringraziare Edoardo Sergi e Carla Previtera. A tutti la buona giornata.